Gli 800 anni dell'Università di Padova. Si terrà oggi al Bo l'inaugurazione dell'anno accademico con tantissimi ospiti, primo tra tutti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci saranno anche la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, quindi saranno presenti la prima e la seconda carica dello Stato, il Ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, tantissimi altri big, e quindi saranno mobilitati oltre 200 uomini delle forze dell'ordine. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 19 maggio 2022. La prima notizia del giorno sono appunto gli 800 anni dell'Università di Padova, la ricorrenza e le celebrazioni che naturalmente occupano molte pagine dei quotidiani locali di oggi. In particolare leggiamo sul Corriere del Veneto: 800 anni di vita a Padova, l'università tra gloria e futuro. C'è un articolo, un editoriale di Telmo Pievani, il filosofo del Bo, quelle menti visionarie e la città della scienza. Il Corriere ricorda poi alcuni numeri: 7,6% la crescita delle matricole a Padova nell'anno accademico in corso, gli stranieri sono quasi 2.300, 8 gli ambiti di insegnamento in cui secondo l'agenzia internazionale QS Padova è ai primi 100 posti per qualità di ricerca e didattica. Ci sono le dichiarazioni della rettrice Mapelli che dice: i nostri laureati trovano presto lavoro perché rinnoviamo di continuo l'offerta didattica. Parole di Daniela Mapelli, direttrice, e poi l'ex rettrice, e poi l'ex rettore Rizzuto. Padova, capitale della ricerca sull'mRNA, un grande progetto vicino al decollo. La storia e l'attualità ripercorre appunto il percorso storico dell'Università di Padova dal 1222, anno della prima registrazione notarile di una regolare organizzazione universitaria a Padova, fino a oggi. Oltre un anno di eventi speciali. Le celebrazioni per gli 800 anni dalla fondazione sono in corso da mesi, convegni con premi Nobel, serate ed eventi speciali fino al 2023, all'inaugurazione del nuovo anno accademico. E sempre sulle pagine del Corriere del Veneto c'è il Pantheon con tutte le figure chiave in qualche modo della storia del Bo: Andrea Vesalio, medico e anatomista, fondatore dell'anatomia moderna; Gabriele Falloppio, naturalista e medico, autore di grandi scoperte anatomiche, siamo nel 500; Galileo Galilei, non ha bisogno di presentazioni; Elena Cornaro Piscopia, nobile ed erudita, la prima donna laureata al mondo, e così via fino ad arrivare poi al Novecento: Concetto Marchesi, Beppi Colombo, Milla Baldo Ceolin, Livio Paladin, Vincenzo Gallucci. I quotidiani del gruppo Gedi invece dedicano sostanzialmente un inserto agli 800 anni dell'Università di Padova e poi un articolo in cui viene raccontato il programma del presidente Mattarella, che appunto ritorna in Veneto. Era stato pochi giorni fa a Venezia per i 60 anni dell'Istituto Morosini, ora sarà a Padova appunto per gli 800 anni dell'università. Maxi spiegamento di forze per garantire la sicurezza, abbiamo visto 200 uomini in campo, attesa anche la Presidente del Senato Elisabetta Casellati. La cerimonia si svolgerà a partire dalle 9.45 e si concluderà a 12:15 con il canto Gaudeamus Igitur. Non ci sarà lo schermo, il maxi schermo in piazza per seguire l'evento, era previsto, ma poi la prefettura ha preferito evitarlo per scongiurare assembramenti e non complicare la gestione dell'ordine pubblico, che è già delicata per la presenza di tante istituzioni. Insomma, oggi la giornata del Bo, delle celebrazioni degli 800 anni dell'Università di Padova, ma noi voltiamo pagina e naturalmente, come sempre, parliamo della sanità veneta. Scuole di specialità e concorsi deserti per l'emergenza urgenza è crisi nera. Parliamo dei pronto soccorso del Veneto
e in particolare del personale che scarseggia. All'ultimo bando di Azienda Zero si sono presentati 30 specialisti per 173 posizioni e il 20% dei posti universitari è scoperto. Lo leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi, articolo di Laura Berlinghieri che scrive da Venezia. Terapia intensiva, i medici anestesisti e rianimatori sono ormai merce rara in Veneto. Massimiliano D'Alasso, segretario veneto di AROI, il sindacato dei medici anestesisti, rianimatori ospedalieri e dei professionisti dell'emergenza dell'area critica, dice: giusto elevare i compensi nel pronto soccorso, ma bisogna rendere di nuovo appetibile la nostra professione, ed è di queste ore, di questi giorni, il via libera in Consiglio regionale alla possibilità di aprire le porte dei pronto soccorso agli specializzandi fin dal primo anno. Una scelta, una decisione molto discussa, dibattuta, oggetto di polemiche, che comunque sicuramente dà la misura della crisi dei pronto soccorso e dell'emergenza urgenza, e una crisi dettata appunto dai giganteschi, ormai cronici buchi negli organici di queste specialità. Toppe sempre più piccole per coprire buchi sempre più grandi, scrive Laura Berlinghieri. Sulle pagine del Corriere del Veneto invece un altro fronte, sempre per quanto riguarda la sanità. I medici di famiglia rompono con la regione, trattati da tappabuchi. L'articolo di Michela Nicolussi Moro prende in rassegna sostanzialmente una serie di dichiarazioni degli esponenti delle diverse sigle sindacali dei medici di base, ad esempio la dichiarazione di Maurizio Scassola, segretario della FIMG: abbiamo rotto con la regione almeno finché non riattiverà il comitato per la medicina generale, è quello il luogo dell'approfondimento, della programmazione e delle decisioni in materia di assistenza territoriale, ma da anni non viene più convocato. Siamo stanchi di essere trattati da tappabuchi, dice Scassola, e di non venire coinvolti nei provvedimenti della regione, che dice di aver concordato con noi tutto, ma non è così. Quindi davvero una rottura. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'approvazione in Consiglio regionale di 2 emendamenti proposti dalla Giunta Zaia alla legge ordinamentale sulla sanità, che consentiranno ai neolaureati iscritti al triennio di formazione in medicina generale di assistere 1.000 pazienti al primo anno e 1.200 al secondo e al terzo anno. E l'altro appunto è l'emendamento già ricordato che permette agli specializzandi di lavorare da subito in pronto soccorso con contratti di libera professione. Ce ne siamo occupati nei giorni scorsi, ho provato a raccontarvi questa vicenda nel dettaglio nelle ultime puntate di Sveglia Veneto. Non è stata accolta nessuna delle richieste avanzate dalle sigle di categoria, scrive oggi la giornalista Michela Nicolussi Moro sul Corriere del Veneto. Prima fra tutte l'affiancamento di tutor, così martedì, mentre la riforma passava con i voti della maggioranza a Palazzo Ferrofini, la FIMG non si è presentata all'incontro convocato con i sindacati dei medici di famiglia dal direttore generale della sanità Luciano Flor. Un segnale chiarissimo, insomma. Interviene sul tema anche il presidente dell'AMPO, il sindacato dei primari, Giampiero Avruscio, che sottolinea un'altra questione, e cioè benissimo agire sul numero di borse di studio per gli specializzandi, ma il problema è che poi non si sa dove mettere tutti questi medici in formazione, perché all'aumento dei posti nelle scuole di specialità non corrisponde la crescita delle strutture formative, degli spazi, della logistica. Tanto è vero che gli specializzandi cominciano a svolgere il tirocinio non più a Padova, ospedale ad alta complessità di riferimento regionale, e non solo, ma in altri centri del Veneto. Secondo Avruscio il problema delle borse di studio è un problema molto relativo. Gli oltre 2000 contratti sottoscritti in libera professione dimostrano che i medici si trovano se si valorizza il loro lavoro. Invece si continua a essere sordi, ciechi e muti di fronte al problema della scarsa o poca valorizzazione del personale sanitario chiamato a salvare la vita delle persone, con tutti i gravi rischi che comporta. A Padova avremo investito milioni su mura e tecnologie del nuovo policlinico universitario, ma non sull'assistenza e sul bene più prezioso, la salute. Resterà la carenza di camici bianchi sempre a disposizione, ma fuori dall'ospedale. Insomma, anche l'AMPO spara a zero contro la regione. Chiudiamo la pagina della sanità e riprendiamo invece una notizia
di cui già vi avevo parlato ieri. Si chiamava Mihai Enache, aveva 29 anni, adesso appunto finalmente ha un nome. L'operaio della Fincantieri che è morto soffocato dopo aver infilato la testa in un cassonetto della Caritas degli abiti usati. Cercava probabilmente dei vestiti per la figlia, anche se la famiglia non è convinta, non ci crede, forse non ci vuole credere, in ogni caso chiede di fare chiarezza. La notizia della morte tragica risale appunto a venerdì scorso, una morte che secondo Marta Artico, che scrive oggi il pezzo per la Nuova Venezia, una morte che rimane avvolta nel mistero, sulla quale gli inquirenti stanno cercando di far luce. Ieri letto, e ve l'ho raccontato qui per Sveglia Veneto, si è scoperto che il giovane lavorava alla Fincantieri. Oggi nuovi dettagli, appunto finalmente un nome, un volto, Mihai Enache, 29 anni, una figlia e una moglie che dovevano raggiungerlo per stare con lui. Nel frattempo viveva con la mamma all'angolo tra via Piave e via De Amicis. Ieri in via Spalti, vicino al cassone della Caritas, che nel frattempo è stato cambiato, ne è stato posizionato uno più moderno col sistema a rotazione, sono spuntati dei fiori, un mazzo di rose gialle e una piantina lilla, e poi anche 2 ceri rossi appoggiati a terra, segno che qualcuno ha pregato. Il fratello è stato visto piangere vicino al cassone, piegato dal dolore. Questo è l'articolo di oggi sulla Nuova Venezia. I funerali non sono ancora stati fissati, si attende naturalmente la famiglia. Per ora la polizia sta indagando e la morte del giovane rimane avvolta nel giallo. Cosa ci faceva lì? Perché cercava dei vestiti? Sono tante ancora le domande. Gli investigatori però non avrebbero dubbi sul fatto che si tratti di un incidente. Continueremo a seguire questa vicenda con tutte le notizie che saranno disponibili. Cercherò di riportarvele tutte. Chiudiamo questa puntata di Sveglia Veneto con 2 notizie flash, una da Verona: minacce di morte ai gay davanti a una scuola. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, scritte nella città scaligera, ne dà notizia il comitato Verona Pride 2022, dice: nulla di nuovo purtroppo, visto che queste e altre azioni intimidatorie sono ormai il pane quotidiano per chiunque sia percepito come diverso in una città che nonostante questo sta riscoprendo un periodo di forte mobilitazione antifascista proprio per contrastare tanti rigurgiti fascisti che si manifestano anche con la demonizzazione della comunità LGBT. Scrive il comitato Verona Pride 2022, che chiede più sicurezza per le strade veronesi e naturalmente condanna le scritte nere comparse nella notte su un marciapiede davanti a una scuola. Infine parliamo di telecomunicazioni. Parte la campagna della SLC CGIL, di bonus non si campa. I lavoratori delle telecomunicazioni denunciano gli effetti sulle buste paga dell'inflazione. La campagna si svolgerà sui social e nelle fabbriche e sarà appunto portata avanti dalla SLC CGIL del Veneto, il sindacato di categoria. Di bonus non si campa, dicono: è come se da inizio anno avessimo trovato 100 euro in meno in busta paga ogni mese. Aumenta tutto, dalle bollette al piano dell'auto per andare a lavorare allo stesso carrello della spesa. Si fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese. Insomma, non bastano i bonus, non basta la politica dei bonus, e questa è chiaramente una critica al governo. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.